Domenica delle Palme, senza fedeli, è quello che ieri è successo per la prima volta e che ha visto commemorare la festa senza seguaci per via del coronavirus in tutta la nazione, per primo il Papa a San Pietro con pochi intimi preti e qualche sora. Anche nella nostra provincia questo è successo. Don Franco ha detto messa in cattedrale senza fedeli, trasmessa solo in streaming attraverso il sito dell'arcidiocesi. Una Pasqua diversa quest'anno per via delle restrizioni dovute alla pandemia, che impedisce assembramenti di persone e restare a casa. Anche le funzioni pasquali saranno celebrate senza fedeli e trasmesse via Facebook. Don Franco ha dichiarato come quest'anno si è creato un intreccio stretto tra la passione di Gesù e la nostra sofferenza, dentro a quella di Gesù la solitudine di Gesù mi fa pensare anche a quella di ognuno di noi causata dal virus. Il suo pensiero è andato anche ai medici, agli infermieri che stanno lavorando incessantemente, le forze dell'ordine, i preti che rischiano la vita quotidianamente per aiutare il prossimo. Tra le iniziative la Domenica delle Palme, anche quella del sindaco di Raffadali che ha presenziato da solo alla Santa Messa, rappresentando così tutti i suoi concittadini ed esortandoli a resistere, restando ancora a casa. Insieme a lui anche il comandante dei Vigili Urbani, Vincenzo Vella. La funzione è stata concelebrata dall'arciprete Stefano Casà e da Donaldo Sciabarrasi, che hanno affidato con una preghiera alla Madonna degli Infermi la città di Raffadali. I cittadini di Raffadali sono solito affidarsi con la propria devozione alla Madonna per superare i momenti più difficili. Anche il sindaco di Agrigento, ieri, giornata delle Palme, ha voluto porre una corona di fiori dinanzi ai cancelli dei 4 cimiteri della città, Bonamorone, Piano Gatta, Montaperto, Giardina Gallotti. Firetto ha così accolto l'appello di tanti concittadini che hanno sentito il bisogno di porre un fiore ai loro defunti, ma che per via delle restrizioni del Covid-19 sono impossibilitati a farlo. Tanti di voi, cari concittadini, in queste settimane mi avete espresso il desiderio di portare un fiore ai vostri cari estinti. Non si può, vi ho detto. Un maledetto, invisibile mostro ci ha costretti finanche a chiudere i nostri cimiteri. Vi ho promesso che sarei andato io, per tutti voi. Siamo andati stamattina dinanzi ai 4 composanti a deporre dinanzi al cancello altrettante corone di fiori. Un modo per cingere tutti, ugualmente, in un solo pensiero, un solo uniforme abbraccio.